Allora, buongiorno a tutti, spero che mi vediate e mi sentite perché poi con queste tecnologie è sempre complesso. Comunque, benvenuti al secondo appuntamento con i nostri webinar organizzati con la Fondazione Nord-Est, tra il Centro Studi di Confindustria e la Fondazione Nord-Est. Ringrazio Carlo Carraro, che è il direttore della Fondazione, e Silvia Oliva della Fondazione Nord-Est, che collaborano sempre con noi con questi webinar. Il tema che avevamo deciso l'altro anno è Cambia il mondo, cambia l'impresa, e riteniamo che sia importante approfondire la consapevolezza delle trasformazioni che stanno caratterizzando il mondo dell'impresa italiana in questo periodo, diciamo, la manifattura nel mondo in genere e l'impresa italiana. E vogliamo aiutare a capire come queste trasformazioni, soprattutto in campo tecnologico, possano diventare poi una leva per la crescita delle aziende italiane, quindi, come dire, cogliere i benefici di queste trasformazioni e non subirle. Siamo al secondo appuntamento dell'anno, dopo aver discusso della competitività dell'industria nell'era digitale. Il tema di oggi è: ma è proprio vero che la produttività della manifattura italiana è così bassa? Con un punto interrogativo, ed è una domanda a cui in genere si dà per scontato che ci sia una risposta affermativa, ma noi pensiamo che le cose siano un pochino più complesse, del motivo per cui vorremmo oggi fare questo webinar. La manifattura italiana occupa oggi ancora la settima posizione nel mondo per valore aggiunto, la quarta per diversificazione produttiva dopo i grandi giganti economici, la seconda per competitività dell'export, e ha un tasso di investimento che è superiore a molti dei suoi competitor, compresa la Germania. Eppure, il mantra che sentiamo sempre è che la produttività italiana è bassa, che siamo affetti da un deficit di competitività che ci sta allontanando dalle traiettorie di crescita degli altri paesi. Di questo vogliamo discutere oggi con Giorgia Giovannetti, che è professore ordinario di economia politica all'Università di Firenze, membro del Board of Directors del Robert Schuman Center presso l'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, e con Livio Romano, che è un collega del Centro Studi Confindustria, un ricercatore esperto di cambiamento strutturale dei sistemi manifatturieri e di innovazione tecnologica delle imprese industriali. Allora, come avverrà il webinar? Avremo le due relazioni iniziali tenute all'interno, diciamo, dei 10 minuti ciascuno, più o meno, con alcune slide. Durante le presentazioni chiunque volesse porre delle domande può scriverle, io le raccoglierò e poi le passerò ai nostri relatori. Il tutto lo chiudiamo, diciamo, in 50 minuti, quindi un tempo non lunghissimo per discutere molte questioni. Invito veramente tutti a porre le domande più strane, più strambe ai nostri relatori, che saranno contentissimi di rispondere. Inizierei allora da Livio, prego. Grazie Andrea. Aspetto di poter mettere le mie slide in condivisione. Intanto ringrazio tutti i partecipanti che sono collegati adesso. Si vedono le mie slide? Appaiono? Penso di sì. Sì, vai tranquillo, si vede. Ok. Scusami Andrea. Va bene, allora io, siccome il tempo è breve e poco, cercherò di essere diretto, e mi scuso, forse sarò un po' troppo apodittico, ma ovviamente le questioni sono complesse e sono ovviamente anche problematiche. Però io cercherò di convincervi in maniera, spero, convincente di una argomentazione, ossia giudicare il grado di competitività di un sistema industriale, e quindi anche del sistema industriale italiano, utilizzando quasi esclusivamente le misure standard di produttività, in particolare produttività del lavoro, è un esercizio potenzialmente rischioso. Perché rischioso? Perché rischia di estromettere dall'analisi un pezzo importante di informazione, e quindi il risultato rischia di essere fuorviante. Ci sono almeno due ragioni per le quali invito alla cautela. Parlo al singolare, ma dovrei parlare al plurale, perché questa ricerca che vi presento in pillole è una ricerca condotta insieme a Fabrizio Traù, che è un collega sempre del centro studi, e ovviamente una ricerca che è stata fortemente condivisa anche dal direttore Montanino. Ora, le ragioni per cui invito alla cautela sono di due tipi.
Innanzitutto c'è un problema metodologico di misurazione della produttività. Quando parliamo di produttività, per chi non ne fosse addetto ai lavori, diciamo, parliamo di una misura del valore aggiunto, quindi del valore del contributo che dà un'impresa e a livello aggregato un settore dell'economia, come per esempio la manifattura, diviso per l'utilizzo degli input produttivi, i fattori di produzione. Nel caso della produttività del lavoro, che è la misura che guarderemo oggi, significa il rapporto tra il valore aggiunto e le ore lavorate nella manifattura. Il punto è che il valore aggiunto non viene misurato diciamo a prezzi correnti, ossia semplicemente il valore monetario della produzione, ma viene depurato della dinamica inflattiva, ossia viene applicato un filtro al valore monetario per eliminare quello che viene considerato diciamo un noise statistico, diciamo sporcizia statistica, ecco, passatemi il termine poco scientifico. Il problema è che questa operazione di filtro non è un'operazione indolore, come cercherò di argomentare. Quindi c'è un problema metodologico e c'è poi un problema interpretativo, perché noi diamo per scontato che l'interpretazione della serie della produttività sia univoca. In realtà così univoca non è. Ora, per farvi vedere che, e quindi scusate, giusto per concludere l'introduzione, a nostro avviso è importante che accanto alla misura standard di produttività, che è quella a prezzi costanti, cioè dopo aver applicato il filtro, guardiamo anche la produttività prima dell'applicazione del filtro, ossia la produttività in termini monetari. Non significa guardare solo l'una o solo l'altra, ma l'invito è cercare di trovare una chiave di lettura che sia coerente con tutti i pezzi di informazione a disposizione. Perché questo? Perché i pezzi di informazione possono raccontare vicende molto diverse tra di essi ed è quindi importante, diciamo, sforzarsi di trovare una chiave interpretativa univoca. Qui vi mostro appunto la misura di produttività a sinistra, la misura standard, diciamo quella che troverete nei bollettini dell'Istat e nei bollettini della Banca d'Italia, tanto per intenderci. A destra una misura che viene considerata non standard e non si capisce bene perché, che è la misura di produttività in termini monetari, cioè a prezzi correnti. Questa non la troverete quasi mai pubblicata. Vedete che le due figure raccontano due storie molto diverse sull'andamento della produttività nella manifattura. L'Italia è la linea arancione. Vedete che nel grafico di sinistra, diciamo, la versione standard della produttività ci inchioda su livelli molto bassi lungo praticamente gli ultimi 2 decenni. C'è chi addirittura parla del metà degli anni 90. Quindi una dinamica molto debole, è vero nell'economia ed è vero anche, questo grafico lo mostra, nella manifattura. Se però guardiamo il grafico di destra, che forse non avete mai visto perché non viene tipicamente mostrato, scopriamo che in realtà la dinamica della produttività nominale, quindi in valore, della manifattura italiana è stata perfettamente in linea con quella francese, anzi negli ultimi anni è stata anche superiore. Continua a essere inferiore a quella tedesca, a quella della media dell'area euro. C'è stata anche una divaricazione nella produttività, anche nominale, soprattutto negli ultimi anni, che sono stati anni, come sappiamo, molto difficili. Ora, la differenza tra i due grafici è proprio nella misura del valore aggiunto, in un caso deflazionato, nell'altro caso no, quindi possiamo anche vedere soltanto il numeratore, cioè proprio il valore aggiunto, che è quello che discrimina nelle due misure di produttività. Vediamo ancora una volta a sinistra la misura standard, a destra la misura a prezzi correnti, diciamo quella che tipicamente non si vede. Le storie qui sono molto diverse. La misura standard ci inchioda fondamentalmente sin dagli inizi degli anni 2000 su livelli molto bassi di attività produttiva. Vedete, la linea arancione fondamentalmente è piatta sin dal 2000 e poi subisce un tracollo a seguito della crisi, da cui si sta lentamente riprendendo. Nel grafico di destra invece noterete come fino alla crisi, e anzi addirittura in realtà anche durante la prima crisi, cioè fino al 2009, la manifattura italiana, il valore dell'attività economica è cresciuto a livello della manifattura tedesca e della media dell'area euro e molto al di sopra dei livelli della manifattura francese. Quindi, come vedete, sono due narrazioni molto diverse. Noi siamo abituati a sentirne una sola, cioè quella basata sulle misure a prezzi costanti, e mai l'altra. Perché secondo noi è importante anche guardare l'altro pezzo di informazione? Perché quell'altro pezzo di informazione contiene un elemento che nelle misure standard di produttività in gran parte viene cancellato e quindi di fatto non viene preso in considerazione. Qual è l'elemento? È l'upgrading qualitativo
delle produzioni. Cioè le imprese italiane, così come quelle francesi, tedesche, inglesi, dal 2000 a oggi non producono la stessa cosa, non è il prodotto negli anni è cambiato, ed è cambiato soprattutto in risposta alla concorrenza di costo dei paesi emergenti a partire dalla Cina. Questo cambiamento di produzione ha fatto sì che le imprese si spostassero su produzioni con un valore intrinseco superiore, quindi in grado di poter essere comunque sul mercato insieme a produzioni di basso costo e diciamo produzioni di massa. Ora, questa strategia di crescita dei valori medio unitari, quindi sostanzialmente degli attributi del valore intrinseco dei prodotti venduti, in parte è stata dovuta a un miglioramento nelle caratteristiche fisiche del prodotto, quindi magari sono cambiati i materiali, che sono diventati materiali di qualità superiore, è aumentata gli optional integrati nel prodotto, quindi è cambiata, se vogliamo, la complessità del prodotto in termini di caratteristiche fisiche. Può darsi in parte, questo qui è vero, in parte in realtà è cambiata anche la percezione che il cliente ha del prodotto grazie a investimenti sulle funzioni, ad esempio, del marketing oppure dell'assistenza post vendita. Tutto questo per dire che alla fine i prodotti offerti dall'industria italiana, ma non solo, hanno visto crescere i prezzi medi e non necessariamente non hanno visto crescere le quantità, perché sappiamo che tipicamente una curva di domanda nel mercato vede diminuire le quantità domandate al crescere dei prezzi, quindi è verosimile che i prezzi sono aumentati, ma le quantità potrebbero essere o diminuite o comunque rimaste fondamentalmente stabili. Non significa che le imprese abbiano perso da questa strategia di upgrading, perché sappiamo che il fatturato di un'azienda è prodotto di prezzi e quantità. Però il problema è che se la nostra misura di produttività cancella questo incremento dei prezzi, che è il riflesso di un aumento della qualità, sostanzialmente perdiamo il grosso della strategia di riposizionamento messa in atto dalle imprese italiane. Quello che sappiamo con certezza già oggi è che tutto ciò che attiene al miglioramento negli attributi intangibili dei prodotti non è preso in considerazione dagli uffici di statistica, perché è molto difficile da valutare. E sappiamo anche, e questo grafico ce lo mostra, che per quanto riguarda la correzione, la misurazione della qualità sugli attributi tangibili, c'è stato uno sforzo da parte degli uffici di statistica, ma questo sforzo si è tradotto in una forte eterogeneità nel modo in cui anche dentro l'Unione Europea i singoli paesi correggono le serie del valore aggiunto corrente per trasformarle in serie del valore aggiunto a prezzi costanti. Vedete nella linea arancione l'Italia. L'Istat, questo significa che l'Istat utilizza ad oggi, secondo le informazioni in nostro possesso, una sola metodologia per la correzione della qualità nei prezzi. Confrontando, ci sono paesi che addirittura non usano nessuna metodologia, come la Polonia e il Portogallo, paesi come la Germania che utilizzano addirittura 5 metodologie, in Francia e Spagna 2, nel Regno Unito 3 e così via. Quindi questa forte eterogeneità nel modo in cui si costruiscono le serie del valore aggiunto fa sì che è difficile ad oggi dire se la dinamica dei prezzi, che in questo grafico si vede chiaramente per l'Italia è una dinamica anomala rispetto agli altri, quindi i nostri prezzi sembrano essere cresciuti molto più che negli altri paesi, i prezzi dei beni manufatti, ecco, non siamo in grado di dire oggi se questa differenza è di natura economica o statistica, perché di fondo c'è una eterogeneità nel modo in cui queste serie dei prezzi vengono costruite. Velocemente vengo sulla seconda questione, quella interpretativa, perché la produttività a prezzi costanti, che è quella che viene tipicamente commentata da tutti e ormai anche dal policy maker, misura o cerca di misurare in maniera imperfetta quello che è l'efficienza tecnica, cioè quanto si riesce a produrre in termini di quantità dati un certo numero di input produttivi, di fattori produttivi. Il punto è che per competere oggi l'efficienza tecnica non è l'unico parametro su cui valutare un'impresa e anzi si può dire con certezza che l'efficienza tecnica è necessaria forse, ma non è sufficiente a garantire alle imprese di poter rimanere sul mercato. Quindi guardare solo la dinamica della produttività può essere molto fuorviante se si ritiene di stare giudicando il grado di competitività complessivo. E qui ve lo mostro in maniera plastica, mettendovi a confronto la dinamica della produttività che abbiamo già visto a prezzi costanti con la dinamica dei prezzi dell'output rispetto ai prezzi degli input produttivi. Ossia,
ci dice il grafico di destra se nel tempo i prezzi dei beni venduti sono cresciuti di più o di meno dei prezzi degli input che sono stati utilizzati per produrre quei beni. Perché è importante questo grafico di destra? Perché ci dice fondamentalmente se negli anni le imprese dei vari paesi hanno mantenuto i margini di guadagno, li hanno accresciuti o nel caso in cui la curva sia sotto lo zero li hanno ridotti. Ora, guardando le linee blu nei due grafici, quello che emerge chiaramente è che la dinamica molto positiva della produttività del lavoro in Francia, che è addirittura la più alta tra quelli mostrati nel grafico, si è associata al tempo stesso con una forte contrazione dei margini di guadagno. Quindi significa che è vero che l'efficienza è cresciuta, ma al tempo stesso le imprese francesi hanno ridotto i margini, che significa hanno ridotto le risorse che possono destinare alla remunerazione del lavoro, degli azionisti e anche che possono utilizzare per reinvestire in nuovi macchinari, in nuove tecnologie. Ecco, quindi finisco dicendo che certamente quello che noi osserviamo e che ormai commentiamo da 20 anni, da 10 anni perlomeno, cioè che la produttività nell'industria italiana è bassa, ha certamente una ragione anche di origine statistica. Non sappiamo quanto sia statistica, quanto sia economica, ma ha un'origine statistica. Perché noi sappiamo che il sistema industriale ha retto la competizione di costo dei paesi emergenti puntando sulla qualità, e questo fa sì che oggi comunque siamo ancora, nonostante questa bassa produttività ventennale, la seconda potenza manifatturiera d'Europa, come sottolineava prima il direttore Montanino. Il punto è che di questo upgrading qualitativo, a nostro avviso, non c'è quasi traccia nelle statistiche ufficiali che misurano la produttività, come vi ho appena descritto. Quindi non significa abbandonarsi all'ottimismo, ma di questo sicuramente lo possiamo approfondire dopo. Dico soltanto in pillole, se volete approfondire questo tema, vi invito a leggere la nota che abbiamo pubblicato 2 mesi fa con Fabrizio proprio su questi temi. Grazie. Livio, grazie mille. Sembrerebbe che a questo punto siamo i paesi migliori del mondo, forse non è proprio così. Sentiamo un po' Giorgia che ci racconta. Anche tu hai delle slide che dovresti caricare dal tuo computer? Sì, ecco. Mi sentite? Benissimo. Sì, dunque, intanto volevo dirti, scusami, 2 cose Giorgia. Uno, che abbiamo 130 persone che sono collegate, che è un numero piuttosto elevato per questi tipi di webinar, e 2, che le slide saranno disponibili poi sui siti della Fondazione Nord-Est e della Confindustria. Certo, Prego. certo. Allora, io non ho un lavoro da me fatto sul quale basare la mia presentazione, ma sicuramente quello che ha detto Livio mi permette di andare un pochino avanti. Diciamo che se uno vuole affrontare un dibattito sulla scarsa produttività delle imprese italiane, la prima domanda è proprio quella che faceva Livio, cioè la produttività è davvero bassa o dipende da come viene misurata? E lui ci ha fatto vedere che la misurazione col metodo tradizionale penalizza la situazione italiana. Io vorrei mettere in evidenza degli altri aspetti. Uno è che la eterogeneità è particolarmente alta fra le imprese italiane, quindi ci sono delle imprese molto produttive, delle imprese molto poco produttive, che è difficile, come diceva lui, tener conto della qualità della manifattura italiana. Questo è un dibattito che 10 anni fa facevamo sulle quote di esportazione. C'era un famoso puzzle che dovevamo risolvere, che era la qualità, diciamo, le esportazioni italiane a valori correnti, a prezzi correnti, rimanevano più o meno stabili, mentre quelle a prezzi costanti diminuivano. E questo veniva spiegato proprio con l'upgrading qualitativo che, come ha detto Livio, è stata la risposta della manifattura italiana alla concorrenza dei paesi a basso costo, in particolare della Cina. Ci sono altre cose che naturalmente non dirò per mancanza di tempo. Una è che è molto importante studiare non solo il livello, quindi è bassa o non è bassa la produttività, ma anche la dinamica degli anni, perché è molto importante anche guardare come si muove la produttività di un paese. E ci sono diverse misure. Livio ha fatto vedere la produttività del lavoro, cioè la produttività del capitale, la multifattoriale e così via, quindi ci sono diversi punti di vista e diversi problemi statistici collegati alle diverse misure, e ci sono una serie di fattori esogeni che possono influenzare la produttività, che sono quelli che mi fanno un po' essere meno
ottimista di quanto non sia stato Livio e vi farò vedere alcuni grafici. Naturalmente migliorarla, anche se non fosse bassa, è sicuramente un aspetto positivo, e cercherò di dire in 4 parole quali possono essere delle politiche, oppure potremmo lasciare al dibattito il discorso di quali possono essere comunque delle politiche che possono migliorare la produttività delle imprese italiane. Questo ve l'ha già detto Livio di fatto. Se noi guardiamo in termini tradizionali il valore, il prodotto interno lordo, ma anche il valore aggiunto, come ha fatto vedere lui, non solo quello italiano è più basso, ma è l'unico fra i paesi europei o dell'area euro che è ancora sotto ai livelli pre-crisi. Quindi questo è comunque un problema per noi, e la produttività se uno parte nel 2007, quindi diciamo all'inizio della crisi, prima della crisi, tutti uguali, la produttività, vedete, misurata in maniera tradizionale, molto stagnante, tant'è vero che molte organizzazioni internazionali presentano l'Italia come il malato dell'Europa. I dati che io vi farò vedere sono dei dati di fonte OCSE, e fondamentalmente passo subito alla slide successiva, che fa un confronto con la Spagna e vi fa vedere che la produttività del lavoro che noi abbiamo visto è molto più bassa in Italia, nel grafico di sinistra, rispetto alla Spagna per un lungo periodo, ma in particolare c'è una grossa differenza anche per quanto riguarda la crescita, diciamo, del capitale, della produttività del capitale. Se facciamo il confronto con la Germania, che è il paese col quale tradizionalmente noi ci confrontiamo, perché è il primo paese manifatturiero in Europa, quindi l'unico che è davanti a noi per quanto riguarda la produzione manifatturiera, vediamo che invece l'andamento è abbastanza più simile a quello italiano, anche se la Germania con le misure tradizionali va leggermente meglio dell'Italia. Mi dispiace non aver messo, perché non sapevo le slide che avrebbe presentato Livio, mi spiace non aver messo il confronto con la Francia, perché effettivamente i dati dell'OCSE permettono di fare questi confronti, sarebbe carino vedere anche il confronto con la Francia con questi dati. Una cosa interessante che fa l'OCSE è guarda il capitale per ora lavorata, e qua fa una distinzione secondo me molto interessante, che è quella fra il capitale nell'information and communication technology e il resto del capitale. E qua, anche qui, se noi facciamo un confronto con la Spagna, vediamo che diciamo siamo meno produttivi in realtà su entrambe le forme di capitale. I dati non sono confrontanti se uno guarda i trend di crescita della produttività misurata in modo tradizionale, e abbiamo visto però che per quanto riguarda quello che ci ha fatto vedere Livio, quindi lo studio diciamo del fatto dal centro studi Confindustria, i dati potrebbero essere migliorati. Naturalmente questo ci pone un problema di quali sono i deflattori esatti, quali sono i prezzi esatti, e quindi pone un problema che più da ufficio statistico noi possiamo come economisti cercare di affrontare il problema, ma è molto difficile per noi risolvere e trovare qual è l'indice esatto. Questo diciamo è un problema che ci portiamo sempre dietro in tutte le misurazioni che facciamo. Quello che volevo dire però è quelli che sono una serie di problemi che sono esogeni ma che influenzano la produttività. Anche questi sono dei dati sempre dell'OCSE, sono presi da degli studi in particolare di Giuseppe Nicoletti ed altri molto recenti, che sono stati fatti, pubblicati nel 2019, e in particolare da un forum che l'OCSE ha proprio sui problemi della produttività in tutti i paesi dell'OCSE, ma in particolare anche sull'area dell'euro. Un aspetto che volevo farvi vedere è che se uno guarda i migranti italiani purtroppo sono i giovani ad emigrare, sono la fascia di età fra i 18 e i 39 anni, che sono proprio la fascia di età più produttiva. E qui non sto neanche parlando di livelli di educazione, ma sappiamo in realtà che purtroppo sono i giovani skilled, quindi giovani con un alto livello educativo, che in genere sono i migranti. Un altro problema è l'invecchiamento della popolazione, quindi questo lo sappiamo, ma anche qua l'invecchiamento della popolazione sicuramente non aumenta la produttività. Un problema di cui si discute meno, adesso si comincia a parlare di digitalizzazione, è che in Italia, rispetto agli altri paesi europei, i pagamenti elettronici continuano ad essere una percentuale del prodotto interno lordo molto bassa, quindi
anche questo è diciamo un problema. Una cosa che secondo me è interessante è un gap, una differenza di produttività nei servizi. Se voi vedete la linea blu in questo grafico è la frontiera globale dei paesi dell'OCSE, la frontiera italiana diciamo di produttività nei servizi è quella verde e quindi è più bassa. Allora nei servizi è ancora più difficile trovare dei prezzi, diciamo Livio stesso ha detto che toglievamo la parte relativa ai servizi, al marketing, perché era difficile da studiare, ma comunque quindi questa è sempre misurata in modo tradizionale, ma c'è una differenza fra la frontiera italiana e quella delle imprese che sono meno produttive, ed è proprio questo gap che è un gap particolarmente importante. In particolare in Italia, se uno va a vedere, sempre da dati OCSE, quali sono quelle che vengono definite le pratiche manageriali moderne, si vede che l'Italia è fra i paesi con la minore diffusione di pratiche manageriali moderne, seconda soltanto, è soltanto dopo la Grecia e la Turchia, ma ben al di sotto degli altri paesi europei con i quali ci confrontiamo, come appunto la Spagna, la Francia, la Germania e quant'altro. C'è una sorta di analfabetismo negli adulti per quanto riguarda le information technologies. L'Italia è meno, diciamo gli analfabeti sono circa il 40%, quindi persone che hanno una conoscenza, un'esperienza non sufficiente o zero, sono circa il 40% della popolazione adulta fra i 15 e i 65 anni, quindi molto alta. E una cosa interessante è che l'Italia, e queste sono delle ricerche dell'OCSE che io ritengo appunto molto interessanti e nuove, controllano quelle che sono le imprese zombie, cioè le imprese che in un sistema di mercato che funzionasse in modo ottimale, quindi senza frizioni, un sistema perfettamente competitivo, non dovrebbero stare sul mercato. La quota di capitale nelle imprese zombie in Italia è circa il 20%, quindi molto più alta di quella della Spagna, che è il secondo paese europeo col 15%, e particolarmente più alta della Germania, che è intorno al 10-11%. Questo è quello che mi faceva dire che c'è molta eterogeneità fra le imprese italiane, quindi abbiamo molte più imprese che non sono produttive. Quindi le imprese più produttive sono molto produttive, ma ci sono tante imprese, tanto capitale in imprese improduttive. E molto spesso si parla anche della dimensione. Se uno guarda diciamo, la produttività del lavoro nelle imprese più piccole, la produttività è più bassa, quindi anche in questo caso abbiamo una, diciamo una forte eterogeneità. Concludo sostanzialmente lanciando delle idee per il dibattito. Quali possono essere le soluzioni comunque, perché anche non potendo noi, al netto di un aiuto forte degli uffici statistici, risolvere il problema di considerare a prezzi correnti la produttività o il valore aggiunto, comunque vogliamo migliorare la produttività delle nostre aziende. Io penso che sia molto importante stare attenti al discorso della eterogeneità e quindi dare anche la varianza, se vogliamo, quando uno dà dei valori sulla produttività media delle imprese, ma ci sono poi delle soluzioni che sono, per esempio, e qui posso basarmi su un mio studio fatto qualche anno fa, sul fatto che per le piccole imprese in particolare entrare in una catena globale del valore può aumentare molto la produttività, perché permette di specializzarsi in prodotti di nicchia, che sono i prodotti che possono fare meglio e quindi aumentare la produttività. Naturalmente dobbiamo adeguare le nostre conoscenze, quindi il capitale umano, ma anche proprio gli skills in particolare dei giovani che non migrano, ma anche delle generazioni di mezzo, non soltanto aumentando il livello di studi. Io sono professore universitario e quindi naturalmente mi dispiace vedere che l'Italia è il paese col più basso livello di laureati fra i paesi dell'area euro, ma in realtà quello che va anche aumentato ed è molto importante è il training, e aumentare la digitalizzazione, quindi le conoscenze nel campo dell'information technology, ma anche la percentuale di pagamenti fatti online
per quanto riguarda le imprese italiane e naturalmente avere delle politiche che facilitano l'uscita dal mercato delle imprese che ci abbassano la produttività media. Questi secondo me sono degli argomenti da lanciare per una discussione su questo tema con i 124 partecipanti a questo webinar. Grazie. Grazie Giorgia, sì, oscilliamo effettivamente tra i 124 e i 130, quindi qualcuno ogni tanto si alza per andare in bagno, ma più o meno la gente è ancora lì ad ascoltarvi. Allora ti faccio subito una domanda, ne sono arrivate diverse e che adesso prenderò, ma ti faccio subito una domanda, se vuoi, di policy, no? Tu insisti sul tema dell'eterogeneità nella performance delle imprese italiane. Allora, secondo te, diciamo, la politica economica, quindi l'azione, diciamo, di politica economica, dovrebbe tenere un pochino più conto di questa eterogeneità? Cioè, te la dico in una maniera un po' più brutale, quando si parla delle politiche per le piccole e medie imprese, già è un errore perché le piccole sono una cosa e le medie sono un'altra, però c'è un po' questo atteggiamento di fare, diciamo, di guardare l'impresa italiana come un tutt'uno. Allora, secondo te si potrebbe, come si dovrebbe differenziare meglio in termini di policy per cogliere questa eterogeneità? È una domanda difficile, lo so. È sicuramente una domanda difficile. Se sapessi rispondere bene a questa domanda potrei aspirare a fare, non so, il ministro, qualcosa del genere. Ma non è difficile di questi tempi. Però secondo me no, l'eterogeneità bisogna tener conto dell'eterogeneità. Ci sono delle politiche diverse. Come si fa a tener conto? Innanzitutto puntando l'attenzione delle persone sull'eterogeneità. Non si può definire l'Italia un malato d'Europa se uno non va a vedere che ci sono moltissime situazioni di eccellenza e questo diciamo, quindi è importante intanto capire che c'è una forte eterogeneità. È importante capire da cosa deriva l'eterogeneità. In parte deriva dalla dimensione delle aziende, in parte però deriva dal fatto che i meccanismi di mercato che nei modelli economici funzionano perfettamente, nella realtà non funzionano così bene e quindi diciamo le politiche che potrebbero essere fatte potrebbero essere delle politiche che facilitano o rendono più facile alle imprese entrare in catene globali del valore, che secondo me è un modo per le piccole imprese di aumentare la produttività. Potrebbero essere delle politiche che facilitano diciamo, i rapporti fra banche e imprese per quanto riguardano i finanziamenti, e quindi, ma anche le leggi sull'insolvenza delle imprese, quindi una legge di insolvenza migliore potrebbe aiutare alcune imprese magari a uscire o a rientrare sul mercato in modo più facile. Altre politiche che io vedo sono politiche di tipo diciamo anche in linea con quanto è stato fatto in Italia negli ultimi anni, di cercare di diminuire una serie di vincoli burocratici che ci sono sia alla nascita sia alla morte delle imprese. Quindi questo potrebbe essere un modo di tener conto dell'eterogeneità. E una domanda per tutti e due che è arrivata da uno dei nostri, delle persone che sono collegate, che secondo me è interessante, cioè il punto che fa Livio è che c'è questo, diciamo, miglioramento qualitativo del prodotto diciamo, delle aziende italiane. Allora una persona che è collegata con il webinar però si chiede se il mercato italiano, il mercato interno, come dire, è pronto per cogliere questo miglioramento qualitativo dell'offerta, o se invece a questo punto le aziende italiane devono dimenticarsi il mercato interno nel momento in cui si spostano su livelli qualitativi migliori e andare solo all'estero. La vorrei fare a tutte e due la domanda, perché anche questo è abbastanza complesso. Magari Livio, prova tu a dare una risposta iniziale. Il tema è un tema molto, molto centrato e gli anni scorsi, quando guardavamo gli effetti della crisi, era un tema che era emerso anche con molta forza, perché quello che osservavamo era proprio da un lato le imprese che puntavano a fare i prodotti di fascia medio-alta, che però richiede anche ovviamente una disponibilità a pagare e una crisi economica che distruggeva redditi disponibili e quindi e sottraeva a queste aziende che facevano strategie di upgrading una fascia importante dei consumatori. E quindi necessariamente queste aziende nel breve e medio periodo per poter finanziare queste strategie di upgrading hanno dovuto guardare fuori ai mercati esteri
Ora, le condizioni negli anni scorsi erano condizioni sostanzialmente favorevoli per questo tipo di strategie, perché c'erano, diciamo, praterie da esplorare nei mercati. Con i nostri rapporti, ad esempio, esportare dolce vita, abbiamo tante volte sottolineato, no, le grandi potenzialità di paesi emergenti per le aziende italiane. Il problema certo è che adesso nell'ultimo biennio le condizioni sui mercati internazionali sono diventate molto più complicate. Il rischio, soprattutto per le piccole e medie imprese, di andare sui mercati esteri senza avere alle spalle una copertura, se vogliamo, no, anche da parte delle istituzioni pubbliche, diventa forse un rischio, soprattutto negli ultimi mesi, insomma, da ponderare molto bene, e quindi si riaffaccia il tema della domanda interna. Possiamo vivere noi come seconda potenza manifatturiera d'Europa senza un'adeguata sostegno alla domanda interna? Secondo me, e qui spero di non essere diciamo redarguito poi da Andrea, la risposta è no. Cioè, comunque va bene internazionalizzazione, fondamentale, siamo in un mondo globale, però molte imprese, anzi la stragrande maggioranza delle imprese, comunque il primo passo lo fa sul mercato interno. Io vorrei aggiungere una cosa a quanto ha detto da Livio, che in gran parte condivido. È molto importante il mercato interno, naturalmente è molto importante il mercato estero. Secondo me è anche difficile distinguerli in questo momento. Una cosa importante per l'upgrading qualitativo cioè per mantenere diciamo, la risposta dell'Italia e di altri paesi industriali è stata l'upgrading qualitativo alla concorrenza dei paesi in via di sviluppo, dei paesi a basso costo, in particolare della Cina o del Vietnam, che sono poi quelli che hanno dei prodotti anche, diciamo, una specializzazione abbastanza simile alla nostra. Secondo me una cosa da guardare, e mancano molto nelle analisi questo tipo di studi, è guardare anche alla disuguaglianza nei mercati di destinazione, perché se c'è una disuguaglianza del reddito nei mercati di destinazione, diciamo, il prodotto di alta qualità vende meglio, è paradossale, ma vende meglio in un paese dove c'è una percentuale elevata di redditi alti, anche se poi dove c'è una disuguaglianza alta. C'è un paese come la Russia, un paese come l'Argentina, nonostante abbiano avuto delle crisi, sono dei paesi dove si mantengono una percentuale di persone che hanno una disponibilità molto alta, che sono quelli che comprano i beni di qualità. Quindi diventa importante anche andare a studiare non solo il mercato di destinazione, non solo se c'è domanda nel mercato di destinazione per il prodotto che un'impresa vuole vendere, perché non necessariamente la Cina è il mercato, l'Eldorado per tutti, perché magari alcuni prodotti non li acquista. Quindi bisogna tener conto se c'è domanda su quel mercato, bisogna tener conto della struttura della popolazione per età, a seconda del tipo di prodotti che uno vende, e bisogna tener conto della disuguaglianza del reddito se uno fa un discorso di upgrading qualitativo, andare nei paesi dove c'è domanda per beni di qualità superiore. Quindi diciamo è molto più complesso di quanto non si pensi lo studio del mercato di destinazione delle nostre imprese. Quindi domestico importante estero, ma con una serie di qualificazioni, secondo me. Grazie Giorgia. Un'altra domanda che è arrivata da Andrea, che si firma, è direi più per Livio, in cui si chiede perché diciamo, i metodi statistici sono così diversi. Cioè, effettivamente questa è una cosa che colpisce, cioè, come mai non si riesce a armonizzare a livello Eurostat queste misure? Ma la risposta, in parte, come diceva la professoressa, la risposta al 100% non l'abbiamo, perché come economisti facciamo un altro mestiere. Quello che abbiamo capito dalle poche informazioni disponibili è che Eurostat interviene in un secondo momento nella raccolta dei dati che vengono però, che sono di proprietà degli uffici di statistica nazionali e sono responsabilità degli uffici di statistica nazionali di raccoglierli. Ora, siccome, e quindi Eurostat, diciamo, può intervenire ma solo sul prodotto finito, tra virgolette, o comunque su un semilavorato, se gli uffici di statistica non raccolgono in maniera armonizzabile i dati, Eurostat non può armonizzarli. Ecco, perché diversi paesi utilizzino diverse metodologie, io credo che la ragione principale sia che alcune metodologie sono più semplici da implementare, altre richiedono un investimento anche da parte dell'amministrazione pubblica maggiore.
Per esempio, la metodologia dei prezzi edonici, che esiste ormai, se ne parla da 20 anni, prima negli Stati Uniti, poi è arrivata anche in Europa, adesso molti paesi europei la utilizzano, richiede delle competenze statistiche che non sono sicuro che tutti gli uffici di statistica detengano al loro interno. Se queste competenze non si hanno, e per esempio sono un po' provocatorio, diciamo, ma si fanno blocchi delle assunzioni nella pubblica amministrazione, quindi i giovani che hanno le competenze non vengono assunti, probabilmente gli uffici di statistica in alcuni paesi continuano sul solco di una tradizione magari degli anni 70-80 e quindi fanno quello che possono. Altri uffici di statistica invece hanno nel tempo migliorato. Ora non sto facendo nomi e cognomi di uffici di statistica, però è chiaro che alcune metodologie non sono alla portata di tutti gli uffici. Secondo me questa potrebbe essere una spiegazione. Io vorrei Giorgia, aggiungere una cosa, prego. Sì, certo. il discorso, diciamo, qui sicuramente non entro nel discorso tecnico sugli indici di prezzo perché non è il mio mestiere, non saprei, ma una cosa importante è che comunque la misurazione della qualità è molto difficile. Cioè non è necessariamente detto che valutare il valore aggiunto a prezzi correnti sia il modo migliore di valutare la qualità. Quando noi parliamo di qualità, io mi ricordo quando abbiamo studiato anche con Fabrizio Traù, in particolare di Confindustria, gli andamenti delle quote delle esportazioni a prezzi correnti e costanti, e siamo entrati nel discorso della qualità, moltissimi settori che noi volevamo studiare non ci permettevano uno studio approfondito perché la quantità dei beni è misurata in tonnellate. I prezzi non sono mai un indicatore buono e quindi come valuto la qualità? Per esempio l'innovazione tecnologica che c'è, il Gore-Tex nelle giacche da sci, le rende più leggere, quindi diminuisce le tonnellate di prodotto che io esporto e questo crea una serie di problemi piuttosto grossi, quindi noi parliamo di qualità ma non abbiamo la misura esatta per misurare l'upgrading qualitativo, quindi l'indice è una parte del problema ma non è tutto il problema l'indice dei prezzi da usare. Certo, gli indici che ci ha fatto vedere Livio sono degli indici che hanno una divaricazione molto forte, quindi sicuramente hanno un effetto per quanto riguarda il confronto fra paesi e magari anche un confronto intertemporale, perché non è detto che la metodologia sia stata la stessa in tutti i 20 anni che abbiamo visto, quindi tanti problemi che non vedo. Giorgia, un paio di domande che sono arrivate riguardano il tema del capitale umano. Quindi diciamo produttività e capitale umano con l'idea, come dire, che le aziende italiane non siano attrezzate per trattenere i giovani formati. Come la vedi questa questione? Quanto è anche responsabilità dell'imprenditore? Perché poi parliamo spesso di aziende piccole, familiari, insomma l'imprenditore anziano che non molla la sedia, una persona qua mi scrive, quanto questo pesa sulla possibilità di attrarre i talenti e anche quanto il sistema formativo però prepara questi talenti. Sicuramente nel sistema formativo abbiamo delle carenze. Diciamo, io questo lo vedo tutte le volte che ho parlato con imprenditori, che mi sono trovata in conferenze dove dovevo spiegare una serie di mie posizioni, magari sul fatto del perché io vedevo la Cina come un'opportunità e non un concorrente o cose di questo tipo, mi sono trovata ad avere in risposta da molti, ma voi non formate i giovani come noi li vorremmo, formate dei giovani che sono diversi. Quindi sicuramente l'università ha dei problemi nel formare il capitale umano, perché noi formiamo, diciamo, noi quello che dovremmo fare come università è insegnare a pensare ed affrontare i problemi, quindi insegnare una serie di metodologie che possono essere poi applicate a campi diversi. Quindi sicuramente c'è molto spazio per un training a livello di imprese. Io per esempio ritengo che siano utili a questo fine, per quanto riguarda le imprese esportatrici, che sono quelle a cui io in genere penso perché sono un economista internazionale, gli export manager. Penso che sia molto difficile per imprese piccole avere degli export manager, credo che sia difficile formare degli export manager bravi e quindi su questo è una cosa su cui si può investire. Da tempo io pensavo a degli export manager, diciamo, condivisi fra imprese e sono contenta che adesso esistono queste figure di export manager, diciamo, condivisi fra imprese, perché fra le imprese italiane quello che dovrebbe
di fatto prevalere è il fatto che le imprese italiane possono, è vero che sono in concorrenza fra loro, ma in realtà devono fare anche un fronte comune, quindi devono condividere una serie di informazioni, di training per poter essere insieme sui mercati internazionali, cioè la cooperazione è molto importante. Per quanto riguarda la domanda specifica, perché sono andata un po' lontana su le aziende non sono attrezzate per trattenere il capitale umano, io ritengo che la percentuale di aziende che va bene, le aziende esportatrici, le aziende produttive sono attrezzate per tenere il capitale umano, perché capiscono l'importanza di avere le persone giuste nel posto giusto, altrimenti non sarebbero neanche produttive. Quindi è un problema di nuovo andare a vedere nella eterogeneità delle imprese e cercare, se possibile, da un punto di vista qui devo dire, c'è uno studio dell'Ocse molto interessante che ha studiato il mismatch fra le formazioni universitarie e la domanda di lavoro delle imprese. L'ha fatto per la città di Montréal, quindi a livello molto locale, facendo vedere come le università formavano le persone e qual era invece la domanda di giovani che veniva da parte delle imprese. Io ritengo che uno studio di questo tipo fatto a livello italiano per alcune città italiane, ad esempio Milano, ad esempio Firenze, la Toscana è un esempio molto interessante, potrebbe avere veramente senso fare uno studio di questo tipo che da un certo punto di vista mette noi universitari sotto pressione per formare persone che siano adatte alla domanda, ci permette di formare dei giovani che non dovranno emigrare perché troveranno un lavoro perché sono formati per poter lavorare in determinate aziende. Quindi questo secondo me è sicuramente una parte di studio che ci manca. Ciò detto, qualcosa può essere fatto, molti giovani purtroppo emigrano, però se noi formiamo bene è importante, possono anche emigrare i giovani, basta che qualcuno di quelli che formiamo bene rimanga e abbia dei ruoli importanti. Grazie Giorgio. Un'altra domanda che colgo, ne sono arrivate veramente tante, mi scuso con come si chiamano quelli che seguono un webinar, i webinisti? Insomma, con chi sta seguendo il webinar non potremo risponderle a tutti. I partecipanti, bravo. Una domanda, forse Livio puoi provare a rispondere tu. Un partecipante si chiede quanto incide la dimensione media delle aziende sulla produttività, e cioè se la dimensione media delle aziende italiane fosse allineata con quella media europea, come cambierebbero, come dire, le figure sulla produttività italiana? Direi un po', tutte e due potete provare a rispondere. Sì, la risposta secondo me è meno, forse è meno scontata di quella che uno si può immaginare anche qui. Nel senso, è evidente che se uno guarda le statistiche, le aziende più grandi sono più produttive. Il punto è che se sono più grandi è perché sono riuscite a diventare più grandi e più produttive. Non è un fatto automatico la crescita dimensionale, cioè si cresce se, come diceva la professoressa, si hanno al proprio interno le competenze giuste, le figure professionali a partire dai manager. E quindi il problema è che abbiamo molte aziende piccole, piccolissime, che magari può darsi che abbiano anche la volontà di crescere, e quindi significa anche poi diventare più efficienti nell'utilizzo delle risorse, ma non sono in grado di farlo. Quindi qui forse anche per ricollegarmi al punto sulle politiche, secondo me va bene certamente diciamo, far sì che il mercato sia efficiente e quindi allochi in maniera efficiente le risorse a partire dalle risorse finanziarie. Al tempo stesso dobbiamo aiutare le imprese, almeno quelle che hanno la volontà di crescere, di farlo. Quindi le politiche che sono state fatte negli ultimi anni, a partire dal Temporary Export Manager, ma anche altre, per esempio le politiche che sostengono i contratti di rete, a cui faceva anche riferimento la professoressa, cioè che aiutano le imprese ad aggregarsi in un percorso di crescita, sono politiche che servono proprio allo scopo di irrobustire le aziende, farle crescere e quindi una volta cresciute, diciamo, tipicamente anche farne crescere la produttività. Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa? La produttività che noi vediamo è sempre una produttività media, quindi chiaramente diciamo, la domanda del partecipante, la risposta è sì, certo, la dimensione influenza il livello produttivo.
Ci sono una serie di studi, quindi se il io penso che quando uno fa una cosa del genere, un webinar, una lezione, stia facendo un servizio, quindi se qualcuno dei partecipanti vuole mandare una mail, quantomeno a me, diciamo che la vedo così, adesso non necessariamente a voi, con queste domande io sono molto contenta di dargli anche dei riferimenti bibliografici, perché esistono diversi studi che confrontano, fanno dei controfattuali sulla produttività italiana, modificando la dimensione delle imprese, quindi fanno vedere quali potrebbero essere i guadagni di produttività se la nostra struttura fosse più simile a quella di altri paesi. Però una cosa da dire è che anche negli altri paesi, uno, non è solo la dimensione delle imprese ad essere diversa, ma per esempio i rapporti con le banche, cioè ci sono tanti aspetti che entrano in questa cosa, e due, che anche negli altri paesi, anche semplicemente nell'area euro, la dimensione delle imprese è diversa da paese a paese. L'Austria è molto diversa dalla Germania, la Spagna è diversa dalla Francia e così via, quindi non è necessariamente un dato, facciamo un controfattuale, ma non è un dato che poi possiamo confrontare con tutti gli altri paesi, con la produttività degli altri paesi. Io direi che abbiamo raggiunto i nostri 50 minuti, le domande appunto sono diverse e stanno continuando ad arrivare anche interessanti, però direi a questo punto rispettiamo i nostri tempi, chiudiamo, ringrazio sia Livio che Giorgia, ringrazio tutte le persone che sono rimaste collegate fino adesso, e sono tante, e spero che usciamo da questi 50 minuti, da quest'ora scarsa, diciamo, da una parte un pochino siamo sollevati che le cose forse non sono sempre così negative come ci raccontano le medie, dall'altra però dobbiamo essere anche consapevoli della complessità del problema, del fenomeno, dell'eterogeneità, come ci ha ricordato Giorgia Giovannetti più volte. Ringrazio tutti e vi manderemo a breve la comunicazione del nostro prossimo webinar. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie.